Bene, buongiorno a tutti. Porgo il saluto del Consiglio regionale del Veneto e sottolineo l'importanza della celebrazione fissata dalla Repubblica Federale del Brasile nella data del 21 febbraio, per ricordare l'inizio della grande migrazione che nel volgere di pochi anni vide milioni di italiani protagonisti dello sviluppo dello Stato brasiliano. Tra gli immigranti il ruolo dei Veneti fu impressionante. Oggi non a caso in Brasile risiede la più grande collettività di italo-discendenti al mondo, stimata in circa 32 milioni di persone, cui si aggiungono circa 730.000 cittadini con passaporto italiano. Le concentrazioni più importanti di italofoni, in maggioranza di lingua veneta, si individuano negli stati del Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Paraná e Spirito Santo e San Paolo. E a tutt'oggi le comunità venete più numerose sono insediate prevalentemente negli stati brasiliani del Rio Grande do Sul, Santa Caterina, a Curitiba, la capitale del Paraná, oltre che nei comuni di Santa Teresa e Vendanova do Migrante nelle Spirito Santo, dove si parla diffusamente il italiano, cioè il veneto brasiliano, che nel 2009 fu dichiarato parte del patrimonio linguistico negli stati del Rio Grande do Sul e di Santa Caterina, nonché lingua co-ufficiale insieme al portoghese nel comune riograndese di Serafina Correa, la cui popolazione è al 90% di origine italiana. Nel 2014 il Talian è stato dichiarato parte del patrimonio culturale del Brasile e secondo una stima divulgata in quella occasione il veneto brasiliano sarebbe parlato da circa 500.000 di persone in 133 città. Nei fatti il Talian è ufficialmente la seconda lingua più parlata in Brasile. Ma questi numeri dicono poco della grande emigrazione e della vita difficile e complessa delle nostre comunità. La stessa data scelta per celebrare il contributo dato dagli emigranti narra di una vicenda dell'arrivo dei primi 386 coloni da Trentino e Veneto organizzati da Pietro Tabacchi a Risvolti Amari. La giornata fu istituita per legge la numero 11.687 del 2 giugno del 2008, firmata dall'allora vicepresidente della Repubblica José de Alencar. Si celebra ogni 21 febbraio in ricordo di quel viaggio tra il gennaio e febbraio del 1874 della nave La Sofia, armata appunto da Pietro Tabacchi per trasportare da Genova 386 tra Veneti e Trentini dello Stato dello Spirito Santo, evento che simboleggia l'inizio del processo di migrazione di massa degli italiani in Brasile, pur preceduti da arrivi più limitati in diversi stati del paese. Quel primo grande viaggio si concluse amaramente per il suo organizzatore. Proprio a pochi chilometri dalla fazenda di Pietro Tabacchi c'era la colonia di Santa Leopoldina, dove nacquero le disgrazie dell'imprenditore trentino. I suoi coloni dapprima si ribellarono, poi qualcuno chiese la protezione del governo, altri se ne andarono alla chetichella. Dopo alcuni mesi, le disavventure continue, Pietro Tabacchi morì di crepacuore. Tuttavia la strada dei coloni veneti era stata aperta. La grande migrazione veneta viene così fatta risalire effettivamente dal 1875, pochi anni dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, per la nostra terra colpita da una crisi economica devastante, mentre gli agenti brasiliani propagandavano le grandi opportunità della colonizzazione degli stati del Brasile meridionale, della Sierra del Rio Grande do Sul, spingendo così gli abitanti di intere cittadine del Veneto a cercare miglior vita al di là dell'oceano. In quasi 150 anni non si sono mai spezzati i legami tra coloni che giunsero dapprima delle due colonie del Rio Grande do Sul e il de Condé Dueu e Dona Isabel, oggi Garibaldi e Bento Gonçalves, create dalle autorità brasiliane, a cui si aggiunsero poi la colonia di Nova Palmira, attualmente Caxias do Sul, e nel 1877 la quarta colonia battezzata Silveria Martinis, creata vicino a Santa Maria. Non possiamo dimenticare le fatiche, i sacrifici, i dolori sopportati dai nostri emigranti, che, come recita una bella canzone dell'emigrazione veneta, hanno realizzato paesi e città e fatto degli stati del sud il vero motore dell'economia brasiliana, né più né meno quanto il Veneto non sia in Italia.
In effetti che ci si trovi nel Rio Grande do Sul, in Paraná, a Curitiba soprattutto, nel quartiere di Santa Felicita, nello stato di Santa Caterina, ma anche a San Paolo, è difficile non ritrovare modelli e stili di vita tipicamente veneti. Durante la parentesi del fascismo, purtroppo, le nostre comunità furono costrette a non parlare la loro lingua e a mutare persino i nomi delle città che avevano fondato. Nova Vicenza, ad esempio, ancora oggi farò figlia, anche se ciò può riempirci d'orgoglio, visto che questo nome brasiliano ci parla della guerra di indipendenza del Rio Grande, passata proprio con il nome della guerra dei Farapos o la rivoluzione di Faropiglia, la rivolta degli straccioni. Proprio nel periodo della seconda guerra mondiale le vessazioni contro le comunità italiane in Brasile furono notevoli, ma ciò non di meno le nostre comunità seppero resistere anche a questa sfida ed è importante che al termine della guerra il governo brasiliano volle erigere a Caxias do Sul il monumento nazionale per l'immigrato che si trova all'ingresso della città. Nel 1950 venne posata la prima pietra per volere del presidente Enrico Gaspar Dutra per onorare gli immigrati italiani in Brasile. Nel 2008 poi l'istituzione della giornata celebra l'inizio della grande immigrazione, giornata celebrata in maniera importante dal governo brasiliano, dall'ambasciata brasiliana a Roma e oggi l'ambasciatore appunto Renzo Mosca de Sousa rinnova questa tradizione che ha un fortissimo valore culturale, ma anche un economico visti i rapporti tra Italia e Brasile. Non voglio tediarvi oltre, visto che tante sono le storie dei Veneto brasiliani, storie di grandi successi come quella della Tramontina, una delle più importanti società fondata nel 1911 da Enrico e Valentin Tramontina, emigrati veneti, oggi azienda leader mondiale con oltre 10.000 dipendenti, 10 stabilimenti distribuiti nel vasto territorio del Brasile, dove si producono 17.000 differenti articoli e nella sola sede principale di Carlos Barbosa la bellezza di 1.700.000 pezzi al giorno con distribuzione veneta in 120 stati. Di storie così ce ne sono tante altre che appunto non credo si debba ricordare proprio per il numero, ma il valore che i nostri emigranti e come essi appunto seppero dare pure tra mille difficoltà al loro lavoro, alla loro storia e al loro modo di portare anche lo spirito veneto in Brasile del fine Ottocento. Il 21 sera grande appuntamento in ambasciata del Brasile a Roma. Devo dire che grazie alla signorina Gomes, Gomes saranno protagonisti i vini veneti della serata. Devo dire che la cantina Vitevis che è diffusa fra le province di Vicenza e Verona ha portato cose importanti tipo il Durello oppure il Chiaretto di Bardolino. Ci sarà anche un ripasso, mi pare, di qualcuno, ma su questo lascerò appunto Jesus, che è molto più ferrata di me nei vini, e anche comunque il Prosecco barra Cartizze, che farà naturalmente la figura di ambasciatore dei vini nel mondo come non poche realtà. Io passerei la parola a Jesulenis Gomez, scusate ma oggi... Allora, prima la parola all'ambasciata del Brasile a Roma. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie al Presidente Consiglio regionale dal Veneto per questo invito, la possibilità di parlare sulla celebrazione del 150° anniversario dell'immigrazione brasiliana italiana in Brasile. Io devo dire ringraziare la partecipazione del Veneto in questa prima celebrazione che faremo la prossima settimana, una serata per aprire le commemorazioni per i 150 anni. Questo è molto importante perché non è soltanto una serata sociale, ma una possibilità di unire nostri rappresentanti italiani e brasiliani per parlare, per discutere nostra relazione bilaterale e per
questa importante, direi, questo importante legame che abbiamo storico e culturale. Ringrazio a tutti e sono convinto che eventuali difficoltà non interferiscono con la grandezza del nostro rapporto storico. I nostri legami sociali, culturali sono molto più forti e importanti. Una gran parte dei brasiliani ha un legame di sangue indissolubile con il popolo italiano. Questo è un messaggio che vorrei mettere a verbale in questa occasione e è proprio questo che stiamo celebrando in questi 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. Ringrazio al Veneto per il sostegno, no? Per il patrocinio e per essere con noi in questa celebrazione. Ringraziamo noi invece la vostra sensibilità e disponibilità e come ho sempre detto a tutti gli ambasciatori che si sono susseguiti appunto nella presenza a Roma, il Veneto vuole avere una relazione speciale con il Brasile, voi appunto per i legami storici, ma anche e soprattutto perché c'è un modo di fare economia e una modalità di operare assieme con reciproca soddisfazione che ha sempre dato grandi frutti. Quindi la presenza nostra al 21 nell'ambasciata del Brasile a Roma sta a significare che i legami sono forti e vogliamo comunque mantenerli e implementarli sempre di più, anche utilizzando le comunità venete in Brasile che comunque hanno e sono una catena di trasmissione di valori, di notizie, di modalità di lavoro che fa bene alle nostre due realtà. Grazie ancora per questa sensibilità che dimostrate il 21 febbraio. Grazie a voi. Bene, come dicevo prima, la parola a Jesus Leni Gomes che diversamente veneta, come lei si definisce, ormai è entrata nel mondo economico veneto, ma anche con attività sociali molto particolari, sicuramente dà lustro alla comunità veneta, alla comunità brasiliana in Veneto, ma anche con i legami che continua a mantenere con la realtà brasiliane e con le realtà venete in Brasile. Ringrazio anche la presenza delle più importanti confraternite che lavorano sul territorio veronese a valorizzare prodotti tipici e a promuovere il territorio come sanno fare le confraternite. Quindi grazie per la presenza e veramente per anche la collaborazione che sempre dimostrate con la Regione Veneto. Jesus Lenis, prego. Buongiorno a tutti. Ecco, oltre ai vini veneti, noi saremo presenti anche come confraternite enogastronomiche, perché bisogna ricordare che gli italiani quando sono partiti non hanno portato soltanto un fattore culturale, hanno portato anche il cibo e il buon vino. E giustamente come ogni comunità che si rispetta, gli piaceva anche quella brasiliana e si sono uniti. Infatti la serata del 21 proprio il menù sarà ai piatti italiani che si sono brasilianizzati, l'unione di queste due culture insieme che hanno dato vita a piatti che conosciamo già con alcune differenze anche brasiliane. È bello vedere quell'unione. Durante la serata saranno presenti, appunto come diceva il presidente Roberto Ciambetti, i vini veneti e alcuni dei produttori sono qua presenti. Per quanto riguarda il Prosecco, arriva da un'azienda che si chiama Gallina Roberto di Valdobbiadene, Valdobbiadene di OCG, mi raccomando, come mi dicono loro. Poi successivamente ce l'abbiamo Vicentini Agostini per il Soave, perché il Soave l'ambasciata ha scelto per seguire sia l'entrata come il primo piatto, e noi abbiamo un vino che l'eccellenza non poteva rappresentare meglio, grazie a Vicentini. E poi io sono andata nel veronese, no? A continuare con gli aperitivi. Da buona ambasciatrice del Chiaretto ho detto no, nell'aperitivo dobbiamo avere il Chiaretto. Oltre al supporto della confraternita c'è l'azienda Zeni che ci porta il Chiaretto e andiamo a concludere con quello che è il ripasso della Valpolicella della cantina di Negrar, che poi in collaborazione con il consorzio Valpolicella chiuderemo con il Recciotto.
Io all'ambasciatore ho detto: guarda, noi abbiamo 7 province in Veneto e pensate che abbiamo nelle 7 province grandi produttori. Lui ha detto: Gesù, se è una cena soltanto dobbiamo fare, diciamo, piccoli passi perché altrimenti stanno seduti tutto il tempo. L'obiettivo è sempre ampliare di più questo rapporto. Oggi, come dicevo, il mio cuore, sono 2 cuori che c'ho in me, quello veneto e quello brasiliano. Le confraternita poi, secondo me, a livello proprio culturale, rappresenta la storia del cibo, del vino, perché oggi abbiamo presenti qua piatti e confraternita proprio che ricordano questo, ed è molto importante ricordare questo anche in Brasile, come insomma ha detto l'ambasciatore prima, ricordare anche questi momenti felici. Le problematiche ci sono, ci saranno, ci sono state, ma credo che vanno poi con questo tipo di unione tutto si può, diciamo, camminare insieme. Per me, insomma, è un'allegria così grande, come si dice, un po' portoghese, un po' veneto, che parla anche un po' di italiano, se vorremmo, no? E sarà un grande momento il 21 con questa presenza massiccia veneta. Pensate che la cena è una cena molto ristretta, saranno circa 120 invitati di tutta Italia e il Veneto sarà protagonista, come insomma deve essere. Bene anche perché, ripeto, come ho detto prima, l'impronta veneta nella immigrazione di fine Ottocento e mi permetto anche qualche anno dopo ha plasmato molte realtà del Brasile, le ha plasmate dal punto di vista economico, devo dire anche dal punto di vista politico, con importanti esponenti della comunità veneta in Brasile che hanno raggiunto posti e luoghi istituzionali di primissimo livello e fa bene l'ambasciata a sottolineare appunto questa data e i 150 anni che mi auguro oltre al 21 febbraio vedano ulteriori appuntamenti che vedano coinvolte le comunità venete in Brasile, le realtà venete gemellate con i comuni brasiliani e far sì che, come ho sempre proposto in queste iniziative, oltre al fatto culturale e storico ci sia anche una collaborazione economica che in tanti casi negli ultimi anni si è anche sviluppata attraverso questi legami e che possa dare soddisfazioni a realtà brasiliane come a quelle venete. Quindi appuntamento sicuramente a Roma il 21 di febbraio, ma anche mi auguro che il prossimo anno sia utilizzato a ricordare questi 150 anni come effettivamente meritano. Io concluderei, Presidente, con questo logo che questo rappresenta proprio l'Unione, che è il logo che hanno fatto proprio per quest'anno dei 150 anni, fatto in collaborazione con il Consolato italiano in Brasile, ed è stato proprio l'unione del Brasile e dell'Italia, è stato sviluppato da un ragazzo di 17 anni, brasiliano, con l'ambasciata italiana in Brasile, dunque è molto bello trasmettere questo anche alle nuove generazioni. Beppe Marsi mi insegnò: Jesus, se vuoi mantenere le tradizioni, li devi vivere. Ed è quello che mi insegnate voi tutti i giorni delle confraternite ed è quello che sta succedendo anche in occasioni come queste. Bene, grazie e chiudiamo qui il punto stampa.